La signora Simonetta Riva Lusenzo ci abita da sempre e come gli altri abitanti si è sentita chiamare dallo Stato abusiva, ma le tasse le ha sempre pagate regolarmente ed ora che ad alcuni residenti l'Agenzia delle Entrate ha inviato cartelle esattoriali da 90.000 euro circa per rimettersi in regola, non ci sta. Anzi, per Simonetta i danni li avrebbe provocati lo Stato con l'autorità del demanio che per anni non ha mai risolto la questione lunga addirittura un secolo. Questo problema è nato da una mancanza del demanio, che in qualche modo c'era stata una collaborazione tra demanio e, come diceva appunto Marino prima, le persone che vi abitavano. Loro dovevano tenere a norma, dovevano tenere in maniera corretta le rive e il demanio poi avrebbe provveduto a lasciare queste concessioni. Questa lascita non c'è stata. Tra intoppi burocratici e rimpalli di accuse si è vista negare anche la possibilità di acquistare l'immobile. Per legge non è possibile, ma questo nessuno glielo aveva mai comunicato. Lo ha scoperto da sola quando era in procinto di firmare l'atto dal notaio. Se noi volessimo venderla, non si può. Perché? Perché risulta su una parte di terreno demaniale. Noi chiederemmo che il demanio, come hanno fatto per la zona di Brondolo, che cedessero questi terreni al comune, all'amministrazione, e quindi con il comune dopo trovare degli accordi.